Ciao dalla casa delle farfalle. Oggi è primo giorno di volo per queste farfalle. Sono appena nate, le ho portate fuori dalla loro nursery. E qui sulla mano ho una Cyproeta stellennis del centro Sud America. Qui siamo nella serra dedicata appunto all'America Latina. Questa è una farfalla molto particolare, ha un colore nella pagina inferiore veramente unico. Guardatelo da vicino. È una specie di cui si ignora il significato di questa colorazione. Sicuramente da vicina è bella da vedere, probabilmente a una certa distanza diventa mimetica, spesso succede nei colori delle farfalle. Questa è una specie che si nutre per lo più di frutta, la vediamo spesso sulle nostre banane che mettiamo a disposizione appunto delle specie. Circa il 50% delle specie che vivono qua si nutrono di frutta matura, le altre si nutrono di nettare dei fiori. Guarda che bella, la Cyproeta, guardate che sta aprendo le ali, ha questo colore verde molto particolare, un colore verde-giallo molto raro nelle farfalle. Si conosce un'altra specie non imparentata con la Cyproeta, cioè di un altro gruppo, che presenta gli stessi colori e questo ci ha fatto pensare, ma perché si imitano a vicenda? È ancora un mistero. Probabilmente avere quel colore rappresenta una difesa nei confronti dei predatori, se no non avrebbe senso che due specie convergessero sullo stesso tipo di colorazione, perché rischiano anche di fare confusione, magari una si innamora della specie sbagliata. E aspettate, ve ne faccio vedere anche un'altra, visto che ho guardate che spettacolo, questa, eccola qua, questa è la famosa farfalla morfo, anche questa è una delle prime che nasce, è un maschio, vedete, piccole dimensioni, colore molto vistoso. La farfalla morfo presenta questi colori mimetici con finti occhi sulla pagina inferiore delle ali per disorientare i predatori, ma quando apre le ali questo meraviglioso colore che ha un significato anche sessuale. I maschi conquistano le femmine e, forse più importante, comunicano con gli altri maschi perché sono specie territoriali, vedete?